Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in studio, adesso la linea va ad Anna Franchini, vediamoci tutto, pensiamoci tutto. Ci sono tutti i fotografi. Presidente, siamo in diretta, Presidente, siamo sul TEN. Ok, godiamoci questo momento perché chiaramente è un momento fantastico per il Cosenza Calcio, per la città di Cosenza, per la provincia e per tutta la Calabria. Presidente, ci ha creduto? Certo che ci abbiamo creduto e alla fine ci siamo riusciti. Che emozioni stasera? L'emozione è indescrivibile, è un'emozione grande, non ve la posso descrivere perché vedere tutta questa gente, vedere questa grande voglia di stare insieme e di stare uniti per un ideale che è il calcio e sono gli ideali dello sport è una grande cosa. Dopo 15 anni è tornata la Serie B a Cosenza. Sì, questa è stata una cosa non facile perché voi sapete che per raggiungere la Serie B ci sono in palio ogni anno 60 squadre, ce le dobbiamo giocare con tutte le squadre sono italiane, il Nord Italia è più forte di noi, ma noi abbiamo dimostrato con il nostro modo di fare calcio che è basato sui valori e sulla trasparenza di conseguire questo risultato proprio attraverso i playoff. Presidente, qualcuno ha detto ma tutti questi tifosi dove erano finora? Dove sono stati questi tifosi? Ma certamente i tifosi, molti sono anche venuti, insomma ora durante l'anno pochini perché probabilmente erano sfiduciati del passato. E quello senza dubbio, insomma. Però siamo ripartiti alla grande, insomma. Ora siamo ripartiti. Ripartiamo da questi Ok, allora sono con il sindaco Mario Chiuto. Sindaco, siamo in diretta su TEN. Sì, ci sono piccoli lavori di adeguamento che sono quasi completati e che saranno poi ovviamente terminati in queste ultime settimane prima della nuova stagione, dopodiché abbiamo anche in fase di completamento le procedure per la costruzione del nuovo stadio. Qualcuno diceva sindaco dei bagni, dei sedolini, del bar, adesso... No, sì, sono tutti i lavori che erano previsti anche in quelle che sono le opere di adeguamento del vecchio stadio, sono quasi tutti completati, tant'è che abbiamo già utilizzato la curva nella semifinale e adesso appunto oltre a questi lavori noi intendiamo andare avanti con il progetto di costruzione del nuovo stadio. Grazie. Sindaco, parlando proprio di questa festa, dopo 15 anni torna la Serie B a Cosenza e lei è uno dei fautori di questa vittoria. Sì, questa è una festa che tutti aspettavamo da tempo, è un importante traguardo per questa città, questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, molto più al di là di quello che è solo un fatto sportivo. La città merita la Serie B, è una vetrina nazionale, è un fatto di coesione sociale, aumenta il prodotto interno lordo, quindi vuol dire che ci sarà anche lavoro e occupazione per tante persone
tante nuove attività e opere che noi stiamo realizzando potranno essere portate all'attenzione nazionale. Quindi io veramente voglio ringraziare questa società, questi ragazzi, perché fanno parte ormai della nostra storia. Abbiamo visto tanti caroselli per strada, tanta gente festante, poi qui oggi quasi 20.000 tifosi. Sì, c'è stata una partecipazione che va al di fuori, diciamo, dalla normalità. Mi hanno chiamato i vertici nazionali dello sport nazionale e mi hanno non solo fatto gli auguri, ma sono complimentati per questa comunità straordinaria che ha seguito le partite nelle ultime due occasioni, e quindi ha dimostrato anche a livello nazionale come la città di Cosenza meritasse la Serie B. Siamo con il presidente della provincia. Presidente, una bellissima festa, tutta la provincia ha risposto presente, poi questa Serie B è una Serie B di tutta la provincia. Beh, non ci sono dubbi, la forza del Cosenza è sicuramente la città, ma è sicuramente una provincia grande che con grande passione ha seguito sempre il Cosenza Calcio. Io dicevo prima che credo qui c'è il presidente del centro coordinamenti, è uno dei quelli più impegnati, diciamo, al sostegno della squadra. Bisogna ricostruire nella provincia tanti club che c'erano, che in questo momento, ecco, in molte parti non ci sono più. Ricostruire i club significa poi organizzare il tifo, organizzare la partecipazione, quindi io sono convinto che la provincia tutta non farà mancare il proprio sostegno al Cosenza Calcio e alla squadra. Ecco. Una Serie B che mancava da 15 anni. Sì, e questa è una città e una provincia che se lo merita. Mancava, noi dobbiamo adesso attrezzarci e la dirigenza avrà il compito gravoso di attrezzare una squadra che deve essere anche in Serie B protagonista di un campionato ad alti livelli. Ecco. Siamo con il presidente del centro coordinamento club, Tonino Domma. Allora, Tonino Domma, che bellissima festa. Ma è una felicità immensa, incontenibile, è iniziata già ieri a Pescara al triplice fischio dell'arbitro. Questa è una città e una provincia che merita questi palcoscenici. D'altra parte lo stadio stasera raccoglie un po' tutta la città, la provincia, perché era giusto dare una manifestazione d'affetto e di stima a questi ragazzi che hanno anche sofferto durante l'anno nei momenti delle contestazioni perché non arrivavano i risultati. Oggi questa cognata promozione ce la siamo guadagnata sul campo perché siamo stata la squadra più forte dei playoff. Allora noi andiamo verso il direttore sportivo del Cosenza Calcio, Trinchera, andiamo a sentire proprio la sua voce, siamo in mezzo al campo mentre qui comunque la squadra viene chiamata 1-1. Allora direttore, siamo in diretta su Teleuropa Network, quanto è stato bello vincere il campionato così? Molto più bello così, non l'avrei mai detto per tutte le difficoltà che abbiamo avuto, però il calcio è bello per questo, riserva sempre grandi sorprese. Avete dato una risposta concreta a chi criticava all'inizio proprio il suo operato? Ma il nostro obiettivo non era assolutamente prendersi rivincite era dimostrare tutto il nostro potenziale e regalare delle emozioni e arrivare in fondo. Ci siamo riusciti e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, sinceramente. Si aspettava questa cornice di pubblico? No, mi hanno sorpreso, anche in città abbiamo attraversato con un pullman tutte le vie del centro, è incredibile, ancora non ci credo quello che abbiamo fatto. Il futuro di Trinchera? No, il futuro, io ho sempre lavorato in sintonia con la società, con lo staff tecnico, sono orgoglioso di quello che abbiamo creato, oggi godiamoci questa festa e poi da domani magari si comincia a pensare ad altro. Allora io direttore mi sto avvicinando a qualche altro protagonista perché ovviamente ognuno vuole raccontare le proprie emozioni qui in mezzo al campo.
Vediamo se trovo proprio il mister. Intanto sono con Ercolino, preparatore. Massaggiatore, scusami Erco. Quanto è bella questa vittoria? Io non ci credo ancora, quando ho visto tutta questa gente mi sembrava di sognare. Il baffo lo tagli! No, lo taglio dopo il matrimonio. Devo tagliare il baffo perché l'avevo promesso. Però sabato si sposa mio figlio e quindi lo facciamo dopo. Altrimenti non mi riconoscono, quindi come faccio? Ieri a Pescara emozioni uniche. Oh, ma è veramente indescrivibile, una cosa da piangere di gioia veramente. Grazie ad Erco, sono col mister Braia, siamo in diretta su Teleuropa Network. Mister, quanto è bello vedere questa cornice di pubblico, quanto è bello riuscire a conquistare questa Serie B. È bello, lo sappiamo che questa è una cornice di pubblico, è sempre stata, nei momenti più importanti ci sono sempre stati, perciò basta vedere quello che hanno fatto ieri. Cioè, noi li possiamo solo ringraziare. Avete toccato proprio con mano proprio i caroselli per strada, la gente festante. Sì, anche se l'accorciavano un po' non era meglio, 3 ore. No, è un'emozione, è uno spettacolo, sono cose che ti rimarranno sempre. Ci credeva all'inizio quando ha preso in mano il Cosenza che era penultimo in classifica? La Guaraccio se ci credevo. Ce lo dice a noi ai microfoni. No, io l'unica cosa che gli ho chiesto è il premio a vincere, perciò. Resterà Braia l'anno prossimo? No, questo io non ho parlato con nessuno, non lo posso dire. Vediamo. Però l'intenzione c'è. L'intenzione c'è, ma bisogna vedere che dicano. Se poi te c'hai l'intenzione e quegli altri no, oppure non ti metti d'accordo, nel calcio non si sa mai. Tornando alla partita di ieri, insomma c'era quel rigore che ha un pochino riaperto la sfida, però poi il gol di Baclé, come al solito, Baclé quando entra dalla panchina è sempre decisivo. Sì, il ragazzo che poteva fare 3.000 cose in più nel calcio, ormai mi sono anche stancato di dirlo. Baclé è un giocatore forte che ha buttato via un sacco d'anni. Un applauso a tutta la squadra. Quello l'ho già detto, il merito è tutto loro, sono dei ragazzi bravi, fantastici, io gli auguro ogni bene. Sono con Umberto Saracco, il portiere del Cosenza. Umberto, siamo in diretta sul Teleuropa Network. Insomma, raccontaci le tue emozioni. Una bella cosa, penso che con la giornata di capito cosa abbiamo fatto. Ieri forse non l'avevamo ancora realizzato, oggi abbiamo capito. È arrivato mister Braia, ti ha dato fiducia, ci hai creduto e hai dimostrato di essere un portiere all'altezza. Sì, il mister ha avuto magari il coraggio di darmi continuità, ho cercato sempre di ricambiargli la fiducia, è finita bene, è tutto bene così. Quali sono le tue intenzioni? Rimarrai l'anno prossimo? Io ho ancora un anno di contratto, quindi a meno di cose eccezionali penso di sì. Ritornando alla festa, abbiamo visto per strada caroselli, gente festante e poi qui nello stadio quasi 20.000 tifosi. Penso che vincere i campionati, ottenere promozioni in piazze così sia qualcosa di indescrivibile. Cioè, ogni ragazzino sogna da grande di vivere serate così, quindi adesso ce la godiamo fino in fondo. 24 ore di festeggiamento. E anche di più, finché non comincia il ritiro si festeggia. Grazie. Vediamo se possiamo sentire qualche altro protagonista proprio di questa vittoria. Ragazzi, ciao! Siamo in diretta. Questo lo teniamo con noi. Stai, rimani, dove cazzo vai? Questo è il bomber nostro. Grande. L'abbiamo pensato per l'anno prossimo, per la B. Ha promesso 15 gol. L'anno prossimo rimarrete tutti? Beh, siamo tutti in scadenza qua, tu sei arrivato. Noi tre sì, speriamo di sì. Dovete chiedere al direttore, presidente, però andate a fare domande. Sarebbe un peccato perché comunque è un gruppo che ha le palle perché ha fatto la storia. Eravamo a novembre-ottobre gli ultimi più o meno e siamo arrivati con una gran rincorsa primi, quindi sarebbe un peccato perché quello è veramente importante, ripartire da un gruppo già affiatato, come si dice. Parlando proprio del pubblico, per strada, caroselli, poi questa gente qui che vi acclama. Beh, io penso che siamo venuti tutti al sud, lui è già qua ormai.
da un po', nel senso è di qua, di Isola, però siamo tutti venuti con la speranza di riuscire a portare questa gente a questo punto. E vederli così tanti in casa con il Sud Tirol, fuori casa ieri a Pescara in 9.000, oggi dopo 2 giorni di solo viaggi sono ancora qua. Che devi fare, ragazzi? Il calcio è bello per questo e abbiamo vinto le nostre scommesse, le nostre sfide. Chiunque di noi è venuto qua voleva vedere questo, ma non si aspettava sicuramente, io neanche personalmente, qualcosa del genere. Chi dedichi questa vittoria? A questi 2 ragazzi qua, vieni Pippo, vieni, che abbiamo deciso di venire qua facendo un sacrificio grosso, loro erano a Milano, sacrificio che ha pagato, sono contentissimo, e a mia moglie anche ovviamente. Grazie, vediamo proprio qua ad Alain Baglet. Baglet, un attimo, sì, una foto, Baglet e poi... Alain, siamo in diretta su Teleuropa Network. Ieri hai segnato il gol decisivo che insomma ha decretato questa vittoria del campionato e della Serie B. Sì, diciamo comunque abbiamo fatto un'ottima partita. Quando sono entrato eravamo su 2-0, poi abbiamo preso questo 2-1 che ci ha tagliato un po' le gambe, meno male sono riuscito a fare gol e siamo stati un po' più tranquilli. Quando sei entrato dalla panchina sei stato sempre decisivo, soprattutto in questo finale di campionato. Sì, diciamo che comunque io ho sempre lottato per dare il massimo, poi che giocavo un altro, non portavo poco, non portavo i risultati. Abbiamo installato questa mentalità nello spogliatoio e è andato bene, ogni volta che entravo ho fatto gol e è importante che vincevamo. Tu hai giocato per tanti anni a Castellammare di Stabia, questo calore dei cosentini quanto ti colpisce? Tanto, io anche a Castellammare ho vissuto belli anni, belle veramente, però qua come oggi e come la settimana scorsa contro il Sud Tirol anche l'emozione di ieri era veramente indescrivibile, cioè non l'ho vissuta da nessuna parte. Poi hanno dedicato un coro proprio a te. Sì, mi fa molto piacere perché veramente quando entro in campo me lo cantano, mi carichi a 3.000 e devo dare solo il massimo. Qualche settimana fa ho sentito proprio in un'intervista nella conferenza stampa che avevi promesso che se il Cosenza arrivava in Serie B avresti pagato 100 mojito. Manterrai la promessa? Sì, è vero, e manterrò la promessa. In questi giorni organizzerò questo evento. Senti, per quanto riguarda il pubblico, scherzi a parte, che emozioni questa gente che vi ha acclamato per strada e adesso qui allo stadio ho quasi 20.000 persone. Sì, è un'emozione forte, veramente, perché comunque la gente ringrazia, non se l'aspettava, per loro è un sogno, dopo tanti anni di dilettantismo e di Serie C, loro giustamente volevano la B, siamo riusciti a darli. E vedi sorridere, vedi che ti ringraziano sempre, vuol dire che hai fatto un bel lavoro. Senti, il tuo nome è stato accostato a molte squadre di Serie B, qual è il futuro di Alain Baglet? Non lo so, dico la verità, voglio solo godermi il momento con i miei compagni e poi vedremo l'anno prossimo. Allora, io vado verso Kevin Marulla, vediamo di fare un'intervista anche a lui. Kevin! Kevin Marulla? Allora Kevin, siamo in diretta su Ten, scusami, ti ho preso proprio al volo. Raccontaci le tue emozioni. Anna, tu? Partiamo da ieri, proprio nello stadio dove segnò tuo padre. Tu mi hai fatto una delle prime interviste quando ho preso questo ruolo nel Cosenza Calcio e parlavamo di sogni, di aspettative e tutto quello che sta accadendo oggi sembrava giustamente utopia. È successo veramente e ci abbiamo sempre creduto. Dentro di me queste sono scene che nelle mie notti insonni di questi anni ho già visto e ideato prima ancora che accadessero e quindi non sto riuscendo a capire la differenza fra sogno e realtà ancora. Adesso vedendo tutta questa gente ho cominciato a prendere confidenza con quella che è la realtà, per fortuna, perché fino a poco fa avevo timore di svegliarmi e che fosse solo un sogno, però non lo è stavolta, è stato un film, il regista per fortuna
ha pensato bene di fare un gran finale da favola anziché un finale horror, e a questo punto vuol dire che il regista penso di conoscerlo bene, diciamo. La Serie B che mancava da 15 anni a Cosenza, quanto ci credevi? Tanto perché questa città, come si è visto nelle ultime partite, è questa, ed è una città che può far sognare da questo punto di vista. Abbiamo ricevuto messaggi da ogni parte del mondo, anche di squadre molto più blasonate, che sono rimaste allibite in positivo da questo spettacolo dei nostri tifosi. Cosenza, se dimostra maturità e se dimostra unione di intenti, può veramente andare lontano. Io ho sempre pensato che sarebbe successo prima o poi, e anche l'anno scorso dopo il Pordenone ho detto proprio questo: succederà e sarà bellissimo. Godiamocelo, perché è successo veramente. Inutile chiederti a chi dedichi la vittoria. Lo so, è banale, però io penso che questo sia un regalo anche per lui, perché tante volte scherzavamo che cercava un Cosenza in cui rivedere quello suo. Credo stasera di poter dire, senza essere smentito da lui, che sarebbe orgoglioso di questo Cosenza, e gli abbiamo restituito un Cosenza di cui essere orgoglioso e essere fiero. La Serie B ci penseremo fra qualche settimana? Purtroppo no, fra qualche giorno, ma come ho detto prima nelle interviste scorse, per la Serie B adesso lavoreremo anche giorno e notte col sorriso. Grazie Kevin. Un bacio, Anna. Angelo Corsi. Siamo con il capitano Angelo Corsi. Allora Angelo, che emozioni, partiamo da ieri, da Pescara. Forse non ci stiamo rendendo ancora conto di quello che è successo, dai. Dobbiamo un attimo riprenderci, perché poi è stata tutta una tirata dopo la partita, subito festa. Stamattina siamo partiti tutto il viaggio, siamo andati a Cosenza a Bolgia totale, però la soddisfazione è immensa, non ci sono soldi che tengono a tutto questo. Poi ieri non potevamo mai perdere, c'avevamo 10.000 persone al seguito, c'avevamo la storia che si poteva ripetere con Gigi Marulla, quindi era impossibile che ci fosse stato un altro risultato rispetto a quello che c'è stato. 24 ore di festeggiamenti a Cosenza, che vi ha acclamato per le strade proprio della città, e poi qui l'arrivo allo stadio con la Coppa, e acclamati anche da quasi 20.000 tifosi. No, è stupendo, anche perché dopo tutto quello che abbiamo passato noi quest'anno non c'era ricompensa migliore. Abbiamo vissuto un anno di alti e bassi e lo sappiamo tutti com'è andata l'annata, c'erano tante aspettative e quindi si è creata anche tanta delusione, ma questo è il rovescio della medaglia delle grandi piazze. Però quello che è successo ieri sera cancella tutti quei momenti brutti, e una roba stupenda. L'ho sognato il giorno che mi hanno dato la fascia, sognavo sempre il momento di come pensa se potessi alzare la Coppa davanti a tutti, la Coppa che poi magari la vittoria del campionato, e sognando a volte si realizzano i sogni. Forse tu sei uno dei pochi che ha alzato sia la Coppa Italia che adesso la Coppa per la Serie B. Sì, in 5 anni sono 2 le vittorie, quindi mi reputo fortunato, ma la fortuna sta sempre nell'avere i compagni di squadra giusti. E io quest'anno ho trovato veramente una famiglia anche se con caratteri diversi, ma persone per bene, che quando c'è stato il momento di tirare fuori gli attributi per rialzarci l'abbiamo sempre fatto, e questo non poteva che alla lunga portarci a qualcosa di importante. Da penultimi in classifica alla vittoria del campionato attraverso i playoff, ci credevi? La speranza è sempre l'ultima a morire, però in quei momenti ti fissi altri obiettivi. Noi, vedere scritta Cosenza la penultima in classifica era una cosa che non sta né in cielo né in terra, anche se magari potevano essere le prime giornate, però sapevamo che dovevamo rialzarci e avevamo poco tempo, e nonostante questo abbiamo fatto tutto d'un fiato fino ai playoff siamo entrati alla prima, quindi è stata tutta d'un fiato, ma la squadra a livello atletico, a livello mentale c'è sempre stata, anche nei momenti più brutti, e questo ha fatto la differenza. Angelo Corsi rimarrà a Cosenza l'anno prossimo? Ma io il contratto mi scade il 31 giugno. Ci sono dei discorsi con il direttore, io mi auguro che vada tutto bene, poi vediamo, non penso sia questo il momento di parlarne. Io dissi in tempi un po' più remoti, e veniamo da un brutto periodo quando ancora facciamo la C1 il primo anno, la C unica, dissi che avrei firmato a vita qua. Adesso è facile dirlo, però io mi rifaccio a quello che avevo detto prima e sono della stessa idea. Quindi dovresti rimanere? Io vorrei, poi... Solo un capitano. Io sì, poi sì, spero di sì, dai, vediamo, non so che dirti. Grazie.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.